Amiche e amici, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Mani e Fuori, anno secondo, la trasmissione di TV7 Triveneta interamente dedicata al volley. È cominciato finalmente il campionato di A1, 2 partite in soli 3 giorni per la Fidia Padova, una straordinaria, una grandissima vittoria con Piacenza, una un po' meno straordinaria ieri sera con Trento, ma ne parleremo con gli ospiti in studio questa sera. Il primo applauso però è per il Valsugana Volley Under 13 che ospita con noi questa sera. Fatemi un bel applauso, ragazzi, accompagnati dal presidente Baccelli, allenatore Francesco Palazzi e il dirigente e accompagnatore Massimo Salvagnini. Con loro, come sempre, parleremo nella terza parte. Io comincio, come di consueto, a presentare gli ospiti. Simone Rossini, assistant coach o vice allenatore della Fidia Padova. Ciao Simone. Buonasera. Accanto a lui è tornato a Padova dopo qualche anno, è l'opposto, la mano pesante della Fidia di quest'anno, Vincenzo Venceslav Simeonov. Buonasera. Un amico, un collega, una persona che segue la pallavolo a tutto tondo, Massimo Zilio del Gazzettino. Non sapevo cosa scrivere sotto al suo sottopancia, si chiama così, perché lui è un imprenditore, è un socio della pallavolo Padova, ma soprattutto è un uomo di sport. Mauro Bergamaschi, ciao Mauro. Buonasera a tutti. Quindi, come vedete, molti argomenti, 2 partite da commentare, giocate come dicevo in soli 3 giorni, una partita alle porte, domenica a Monza, davvero un avvio a razzo proprio per la Fidia Padova. Come sempre noi però andiamo per ordine e cominciamo a vedere i risultati della prima giornata di A1 maschile. Prego la regia. Eccoli qua, Sisley Belluno, Andreoli Latina 1-3, successo interno dell'Itas Trento con l'Acqua Paradiso per 3-0, Fidia che batte la Copra Elio Piacenza per 3-0, Lube Macerata, scusate, CMC Ravenna 3-1, Brevanca Cuneo Marmilanza Verona 3-0, San Giustino Tonno Calipo 2-3, successo interno di Casa Modena su M Roma Volley per 3-1 per una classifica che è chiaramente agli inizi, ma andiamo subito a vedere anche con il posticipo di l'anticipo di ieri sera. Eccola qua, Trentino come vedete ha 6 punti perché con Padova è l'unica squadra che ha già giocato 2 partite, poi Cuneo, Macerata, Latina, Modena e appunto Padova a 3, a 2 ci sono Vibo, c'è solo Vibo, a San Giustino un punto, M Roma e Belluno, Ravenna, Verona, Piacenza e Monza e Brianza, tutte ferme a quota 0, chiaramente una classifica molto molto parziale. Simone, ti coinvolgo subito, intanto partiamo da domenica scorsa, perché ieri sera abbiamo un po' ancora le immagini negli occhi di una partita un po' difficile, però i 3 punti di domenica scorsa con Piacenza sono 3 punti pesantissimi. Sì, per noi sicuramente è stata una partenza molto buona, fare 3 punti con una squadra come Piacenza per noi è stato importantissimo. Piacenza sicuramente con noi non ha fatto una grandissima partita, ma non ha giocato tanto bene anche perché noi abbiamo fatto veramente un incontro bellissimo. E Piacenza secondo me nel campionato sarà sicuramente una squadra che farà un torneo d'alta classifica, quindi questi 3 punti con loro per noi risultano essere non oro ma platino, e quindi poi la partita di ieri sera con Trento sapevamo di affrontare una corazzata, così è stato. I primi 2 set purtroppo noi non siamo riusciti ad entrare in partita nella maniera giusta, vuoi perché abbiamo commesso forse un po' troppi errori, vuoi perché comunque Trento è una squadra che mette una pressione straordinaria, cosa che le altre squadre non riescono a fare. Poi però sono rimasto molto contento per l'andamento del terzo set che ci ha visto giocare punto a punto fino alla fine con una squadra, e mi ripeto, veramente mostruosa, e quindi noi dobbiamo ripartire da questo set per andare ad affrontare la partita di domenica a Monza con la stessa mentalità, la stessa sfrontatezza che abbiamo messo in mostra contro Trento, perché queste caratteristiche potrebbero farci fare dei punti anche nella partita di domenica. Vincenzo, tu a Piacenza ci hai giocato, cos'è cambiato quest'anno rispetto all'anno scorso in questo sestetto? Qualcosa ci hanno messo anche loro, vi hanno un po' aiutato, non hanno giocato benissimo, però voi avete avuto, dal mio punto di vista, il grande merito di approfittare, di giocare la vostra pallavolo pulita, lineare, di non concedere nulla a loro. E infatti adesso all'inizio si vede quali sono le squadre rodate, quelle che hanno gli organici da più anni e quindi gli automatismi già fatti, e quelli che si sono trovati una settimana prima perché
l'Europeo si è finito una settimana prima del campionato e quindi hanno ancora tutto da sistemare, tutti gli schemi. Quindi questa ha fatto molto la differenza domenica scorsa contro Piacenza, perché loro erano ancora un cantiere aperto. Come lo siamo noi, solo che noi siamo partiti favoriti, perché comunque quasi la squadra al completo ce l'abbiamo avuta per 50 giorni, quindi tutto il ciclo della preparazione. Quindi ne abbiamo approfittato di queste cose qua e sono molto contento perché, come ha detto il Roscio, questa è una squadra su cui si è investito molto. Il presidente Piacenza, lo conosco personalmente, ha investito molto perché non voleva ripetere una stagione come quella scorsa, che fino a Ha lasciato anche qualche strascico, credo, no? Penso di sì, lì comunque è una piazza molto esigente, i tifosi molto esigenti, la dirigenza molto esigente, perché per anni siamo stati, ci metto anch'io, ai vertici della pallavolo europea italiana, e quindi una stagione come quella scorsa fatta per loro ha lasciato molto amaro in bocca. Hanno investito tantissimo quest'estate in vari giocatori, vari nazionali, quindi sono ancora molto indietro, e noi per fortuna ne abbiamo approfittato, anche perché queste 2 partite ci hanno permesso di vedere i frutti del lavoro che abbiamo svolto. E contro Piacenza, che non è ancora al top come gioco, ce l'abbiamo fatta. Contro Trento, che da 3 anni che gioca lo stesso sestetto, è stata un po' più dura. Cosa, Vincenzo? Perché ti chiamano sindaco? Non lo so, questa è una cosa che è uscita anni fa, perché visto l'entusiasmo che generavo hanno detto ti proponiamo come sindaco, vediamo se ci... C'era uno striscione domenica. Sì, sono miei amici di Pozzonovo che mi volevano candidare per sindaco, ma è una cosa scherzosa così. Però sta diventando di dominio pubblico questa cosa, anche qualche giornale ha titolato così, no? Quindi... Sì, ma io preferisco giocare a pallavolo, di politica non mi occupo. Quindi. È come Ringhio, Gattuso, anche Gattuso lo chiamano sindaco, no Max? Anche Gattuso mi sembra che sia tra quelli... Sì, è un soprannome che qualche volta gli sportivi, appunto per questi motivi, un po' raccolgono, perché si dice appunto magari facciamo sindaco il giocatore più rappresentativo. Sicuramente Vincenzo comunque in queste 2 partite credo che abbia giocato, se non da sindaco, sicuramente da assessore. No, da un posto che può fare la differenza. Ci ha mostrato veramente, noi era un po' di anni che lo vedevamo giocare in altri campionati. Come l'hai visto? Squadre. Sono passati 7 anni da quando sei venuto? 6 anni. 6 anni. Diciamo che ne abbiamo parlato anche proprio dopo la partita con Vincenzo nel 2003. Campionato 2003-2004, il primo anno che Vincenzo era qui a Padova. L'esordio è stata una bellissima partita contro Piacenza, allora se non erro allenata da Julio Velasco, se non ricordo male. Sì. E lì è stata una grandissima partita di Simeonov, che ha fatto un campionato straordinario, e quindi diciamo appunto è un po' le cose che ritornano dopo qualche anno, speriamo che sia di buon auspicio. Sicuramente è stata una bellissima partita quella di Piacenza, giocata io credo anche sulle ali dell'entusiasmo di una squadra, di una città che aveva voglia di ritornare ad assaggiare questo palcoscenico della 1, che è sicuramente difficile, ce l'ha mostrato Trento, però è molto molto bello, entusiasmante, e senza nulla togliere al campionato di A2 che è stato molto molto emozionante l'anno scorso. Credo che qui si giochi davvero a pallavolo che ci piace. Vincenzo, prima fuori onda dicevi, se qualcuno mi avesse detto 4 giorni fa di portare a casa 3 punti con Trento e con Piacenza, avrei firmato con la Ceralacca. Penso che l'avrebbe fatto anche Roscio, chiunque dalla società. Anche alla grande. Mauro Bergamaschi avresti firmato? Sì. Tu Max avresti firmato? Sì, 3 punti. Tutti firmati. Le prime 2 giornate direi che sono sicuramente 3 punti che poi, come ha detto anche Simone poco fa, torneranno utili quando farà l'inverno, diciamo così. Ascolta, cosa ti è piaciuto Max di più di questo gruppo che si sta plasmando? Sicuramente. Ricordiamo che manca ancora Yuko Ishikawa, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Simone, correggimi se sbaglio. Sabato mattina alle 9:30 a terra Venezia, così data bella. Ci è stato detto. Quindi dovrebbe essere, diciamo, a disposizione quantomeno sicuramente sarà prelevato a Venezia da un nostro dirigente, poi andrà subito a fare la visita di idoneità sportiva. Il tempo di riposare qualche ora, poi alle 16:30 di sabato partiremo per Monza, e quindi ecco, si unirà al gruppo, verrà con noi in trasferta. Non so le sue condizioni, perché arriva dall'Iran dopo un'estate in cui ha girato praticamente tutto il mondo. Secondo me lui non vede l'ora di arrivare qui. Ma io conoscendolo un po', no? Sì, sicuramente lui ha voglia di
di ritornare qua, però ecco, ha affrontato un'estate lunga e faticosa, quindi adesso dovremo cercare di recuperarlo, insomma, ecco. Mi dicevi Max, No, cosa ti io piace? Perché credo manca che- Koshikawa, c'è Schwarza che ancora deve un po' sistemarsi a livello fisico. Beh, sicuramente noi abbiamo visto soprattutto nella partita con Piacenza un ottimo muro, una squadra molto grintosa soprattutto anche nella difesa. Io credo però che sia un segnale molto importante anche il terzo set di ieri sera, di mercoledì, perché giocare 2 set in quella maniera c'è il rischio sempre di magari lasciare un po' andare la partita. Invece trovare una reazione e mettere in crisi una squadra come Trento vuol dire avere anche la voglia di combattere fino all'ultimo, anche quando magari la partita sembra largamente compromessa. Quindi io credo che il terzo set di mercoledì sera con Trento sia, non dico un segnale più positivo della vittoria con Piacenza, però un segnale almeno altrettanto incoraggiante. Bene, ci fermiamo qua per la prima parte. Nella seconda parte vedremo le immagini delle partite con Piacenza e con Trento, sentiremo la voce dei protagonisti e poi abbiamo una sorpresa che abbiamo realizzata domenica scorsa all'interno degli spogliatoi della Fidia Padova. A tra poco! C'è movimento, sono un po' stanchi, hanno voglia di parlare di loro. Mauro, però volevo chiudere il capitolo Matteo Burgstaller e Irpea. Tu mi dicevi fuori onda una cosa interessante. Sì, che sabato l'associazione Noi Pallavolo Padova consegna un mezzo alla Fondazione Irpea che un po' suggella questa amicizia che c'è tra i tifosi, tra l'associazione e Irpea. Viene consegnato questo mezzo, poi ci sono dei festeggiamenti. Un'occasione particolare. Renzo Stecca, Stefano Stortolani, il direttore, insomma esatto. c'è grande collaborazione Sì, da questo punto di grandissima vista. collaborazione. Ragazzi, tocca a voi adesso, eh? Chi facciamo parlare per prima? Presidente Fausto Bacelle? No, salsa. Fausto Baccelli. Fausto Baccelli. Allora, sono stati bravissimi intanto fino adesso a rimanere Bravi. sufficientemente tranquilli, no? Ascolta, parliamo poi con Francesco Palazzi dell'Under 13, però facciamo un po' il punto della vostra società, che io dico sempre è sempre più punto di riferimento per la pallavolo maschile. Quest'anno mi ha impressionato un dato che mi ha dato un tuo responsabile, che avete addirittura 2 formazioni Under 16, Under 18. Under 18 addirittura, che è un dato straordinario. Sì, il problema è che una sconfitta l'abbiamo già avuta noi ancora prima di cominciare a giocare, perché siamo stati costretti a mandare via qualche ragazzino perché non abbiamo spazi, nonostante l'impegno anche da parte dell'assessore dello sport Umberto Zampieri. Abbiamo più di 50 ore impegnate nelle palestre, con 7 squadre iscritte ai campionati e una squadra giovanile di avvicinamento, di avviamento alla pallavolo. E dire di no a qualcuno per conto mio è già una sconfitta, però per lavorare bene più di quei ragazzi non puoi avere per squadra. Abbiamo un Under 12 nuova, questo è l'Under 13, l'anno scorso ha fatto un bel campionato, ha vinto tutte le partite, ha perso solo 2 set, quest'anno ho detto che sarà un po' più dura, un set solo, ecco, vi correggono, Correggono subito, benissimo, attenzione, queste cose sono preparatissimi. Sì, quest'anno sarà un po' più dura, poi abbiamo un Under 16, la Cura Pasinato e 2 Under 18. Avete Mario Di Pietro come allenatore Mario della Di prima Pietro, squadra e coordinatore. supervisore alla prima squadra. La società si è ringiovanita un po' tutta, perché anche la prima squadra, che aveva una media di età l'anno scorso di quasi 28 anni, quest'anno abbiamo una media di 22 anni scarsi. Stanno scatenando, adesso. Si stanno sfogando, ma penso che l'allenatore ci penserà domani a tranquillizzarli un po'. E allora, Anzi, lo convincerò. Parliamo con Francesco Palazzi. Intanto tu sei uno degli allenatori storici del Valsugana Volley, sei lì da quanti anni? Questa è la 10ª-11ª stagione. Quindi sei nato lì che eri un ragazzino, perché voglio dire... Esatto. Ascolta, com'è sto gruppo, intanto? Beh, questo è un gruppo interessante, però dà anche problemi. Quali? No, questi sono ragazzi che ormai lavorano insieme già da 3 anni. Pian piano si sono fatti, soprattutto come gruppo, perché noi ci teniamo molto all'educazione prima di tutto e anche al divertimento. Tecnicamente pian piano si stanno facendo, l'anno scorso hanno ottenuto un po' i risultati di quello che hanno seminato negli anni prima. L'importante è che stiano comunque coi piedi per terra, perché anche ad esempio quest'anno sarà il loro primo anno di Under 13, ci sarà sempre qualcuno più forte di loro nella loro carriera. Noi siamo agli inizi e pian piano diamo sempre un po' di più e cerchiamo di dare loro tutto quello che possiamo, sia dal punto di vista di pallavolo sia dal punto di vista educativo. Ascolta, tu segui molto la tecnica, io vedo spesso i tuoi allenamenti per ovvi motivi, sei uno che segue molto la tecnica, credo che sia fondamentale il settore giovanile, perché vedere anche a livelli più alti a volte degli errori banali, no? In palleggio piuttosto che in bugger, quindi curare la tecnica credo che a questo livello sia
strafondamentale? Beh, io di mio diciamo che sono un po' caparbio, che significa anche testardo, quindi molto pignolo con loro su tutti gli aspetti in cui posso. L'importante è che comunque giochino e sappiano giocare. E sicuramente senza tecnica non si va avanti, perché molti ragazzi anche alti a volte possono illudersi che sia sufficiente quello per poter continuare. Invece serve avere molto carattere, che è la cosa fondamentale, avere voglia di far tutto, avere voglia anche di divertirsi, che comunque è un aspetto fondamentale, e di conseguenza la tecnica migliora volendo anche da sé, perché comunque in una squadra dove ci si diverte, dove lo sport serve anche a questo, la tecnica è un di più che comunque è fondamentale, senza tecnica non si va avanti. A Massimo Salvagnini invece, che è il dirigente e commentatore della squadra, voglio chiedere che difficoltà ci sono a tenerli insieme, a organizzare le trasferte, perché tu so che ti occupi di queste cose, gli spostamenti delle palestre, quello che arriva prima, quello che arriva dopo, quello che vuole la maglia M, XL, com'è? Beh, diciamo che praticamente sono aiutato molto dalla società, e posso dire che praticamente abbiamo un gruppo ben consolidato dall'anno scorso, cioè sono 2 anni che lavoriamo insieme, e praticamente cosa posso dire altro? Che come società abbiamo tutto l'aiuto possibile. I genitori ci stanno seguendo, nel senso che praticamente Sono di intralcio o aiutano? No, aiutano. Attenzione che vedo delle facce strane, poi facciamo un sondaggio, vai. Noi che abbiamo chiesto, soprattutto 2 anni fa, che i genitori seguano i ragazzi, e questo è molto utile, perché praticamente i ragazzi quando giocano loro praticamente vedono il loro genitore che lo segue, e questo secondo me è una cosa molto importante. Poi soprattutto, come ha detto Pal, loro giocano per divertirsi, per costruire e soprattutto per creare un gruppo. Noi forse l'anno scorso, secondo me, abbiamo vinto per un gruppo, perché effettivamente non c'era una prima donna, non c'era praticamente una prima, come si suol dire... Una persona che si metteva più in evidenza di altre, c'era proprio una solidità di gruppo. Scusa, il Presidente però, quando ho parlato di genitori, ha fatto una faccia un po' strana. Perché io nello sport ci sono da 40 anni, forse più, e credo che i peggiori tifosi, adesso mi faccio qualche nemico, siano proprio i genitori, perché sono tutti tecnici, poi alla fine sono tutti tecnici, e io credo che invece il lavoro del genitore deve essere buon sostenitore, accompagnare il figliolo, ma né criticare né parlare, o parlarne che non sentano i ragazzi, perché altrimenti è già difficile metterli insieme i ragazzi e farli giocare e lavorare, poi con i commenti che si sentono non è facile. Ascolta, toglimi una curiosità, a proposito di parlare. Voi avete Michele Pasinato, allenatore. Sì. Parla sempre come qualche anno fa o un po' di più? No, basta non pestargli i piedi, lui è uno tranquillo. Anche perché sono un 50 come quelli di Vincenzo, un 50. Lui qualche volta si scalda, qui i ragazzi alza la voce, specialmente quando non l'ascoltano, non giocano nella cosa giusta, sono naturale questa. No, Pasinato è un bravo allenatore, ma ne abbiamo tanti di bravi. Avete curato molto questo aspetto quest'anno? Ecco, noi da 3 anni a questa parte abbiamo cambiato un po' mentalità nella nostra società. Abbiamo cercato di lavorare, come è giusto credo per una città come la nostra, di lavorare solo sui giovani. È inutile arrivare ci basta la Fidia a Padova, ne basta una, e noi faremo di tutto per riuscire con qualcuno dei nostri che si avvicini. Da 3 anni collaboriamo con la Padova Volley, e quest'anno ci hanno dato dei ragazzi validi. Per la prima squadra? Per la prima squadra, ragazzi 18, 19, 20 anni, e con la cura di Pietro penso che ne verrà fuori qualcosa di buono. Max, Presidente, vai, dimmi. No, dicevo che appunto poi Roscini lo può confermare, c'è stato qualche ragazzo che è andato a far parte della prima squadra del Valsugana, che vi ha dato anche una mano, diciamo, nel precampionato, per cui... Maniero, no? Possiamo dire? Sì, Tomislav. Maniero, per cui è una squadra che dopo aver percorso un ciclo con giocatori, diciamo, che ormai conosciamo tutti, che hanno fatto un po' anche la storia della pallavolo delle categorie nazionali qui nel Padovano, ha scelto di ringiovanire, e credo che poi Mario Del Pietro, con l'esperienza che ha, sia anche un allenatore adatto a far crescere dei giovani. Diciamo che la cosa particolare secondo me di questa società è il fatto che è una delle poche società nel Padovano, ma credo nella pallavolo in generale, che anche a livello giovanile ha dei numeri importanti nel maschile, che non è una cosa molto facile, perché sappiamo tutti che diciamo, soprattutto nell'età più giovani, trovare
ragazzi come loro non è semplice come trovare magari le ragazze che poi giocano a pallavolo, no? Adesso sentiamo uno dei più vispi, a caso, perché volevo fare proprio una domanda, perché Max ha aperto a scelta, non vi faccio niente di male. Adesso non è che il microfono torna qui, fermatevi lì, fermo lì, eccolo lì, fermo lì. Decido io. Volevo sapere come mai voi alla vostra età avete scelto di giocare a pallavolo anziché, come penso la stragrande maggioranza dei vostri compagni di classe, che giocano a calcio. Ho fatto una domanda troppo difficile? Come mai hai scelto di giocare a pallavolo anziché a calcio tu? Non lo sai. Ecco, allora, il tuo compagno di squadra che si chiama? Io mi chiamo Longo Gianmarco, io ho scelto di giocare a calcio e a pallavolo perché il calcio, vabbè che non ero bravo più di tanto, però proprio non mi piaceva, invece ero sempre stato appassionato fin da piccola alla pallavolo. Bravo. Ho incominciato a giocare a pallavolo e mi è piaciuto. Ecco, allora cerca di diffondere questa cosa anche all'interno della tua classe, perché c'è bisogno a livello. Roscio, siamo un po' in crisi con la nazionale con i tiro giovanili, qui se non tiriamo su nuove leve, no? Dal mini volley. Direi proprio di sì, perché se si fa una proporzione fra i maschietti e le femminucce nelle scuole, praticamente di piccoli che giocano a pallavolo ce ne sono sempre meno, mentre invece le ragazzine sono quasi da mandar via dalle palestre per il numero alto che c'è, quindi mi piace molto questa risposta, perché ecco, abbiamo bisogno proprio di nuove leve, perché la pallavolo maschile ha bisogno, ecco, di ritornare ad avere dei numeri importanti, perché comunque i giocatori importanti vengono fuori dal lavoro che si fa da piccoli. Si parte da qua. Mauro, è bello anche sentire comunque che ci siano collaborazioni, voi come Janus state facendo, come Pallavolo Padova, state facendo collaborazioni anche con le società, così, perché credo che un ragazzo che finisce il suo iter a 18-19 anni in una prima squadra, non tutti, ahimè, anzi pochissimi hanno poi la fortuna di arrivare in prima squadra, debba poi trovare delle alternative, no? Sì, vicine, comode, qualificate. E anche ragionare col fatto che c'è già una prima squadra, si deve favorire l'ingresso dei giovani in questa prima squadra, senza creare tante piccole prime squadre che poi fanno fatica a sopravvivere. Se posso dire una piccola, Mario Di Pietro è stato mio allenatore quando avevo 15-16 anni. Addirittura? Quindi Mario Di Pietro ha 60 anni, voglio dire. L'ho rivisto al Palasport, mi ha fatto piacere, è stata una cosa... Ma era a scuola o proprio a... No, quando lui ha allenato per un po', quando c'era Thermomec, insomma. Ha allenato Thermomec e c'era Mario Di Pietro che era... Sai, quando sento quel nome, Max, tu mi guardi, un petracchino di vecchia... In quegli anni. In quegli anni. Ascolta, però, bene quello che dice il Presidente Baccelle, perché... come si dice, Stefano Camporese l'ultima volta ha un po' tirato le orecchie anche pubblicamente al volley femminile, dove invece la politica dell'orticello è un po' più diffusa, mentre qui si parla di dire ok, c'è una prima squadra, lavoriamo tutti in quella direzione e noi accontentiamoci di avere la consapevolezza di essere una squadra di Serie B. Se vogliamo fare dello sport dobbiamo farlo in questo modo qua, non si risolve niente tenendo tutto chiuso in casa. Cioè, lo sport lo si fa per i giovani, si investe su bravi preparatori solo per i giovani, per conto mio. Poi se cresceranno troveranno gli allenatori e la squadra adatta a loro, ma nei giovani l'investimento bisogna farlo con dei bravi allenatori perché comincino subito col piede giusto. Tra l'altro, no, volevo dire che poi anche Mauro è testimone forse meglio di tutti di quello che può essere anche la divisione all'interno del movimento femminile, e io credo che una notizia è già un po' di tempo, insomma, che Janus sta lavorando per unire le forze. Non è semplice, perché non è che si dica ci uniamo le forze e il giorno dopo si creano però credo che l'esperienza anche nella zona di Selvazzano e dei comuni limitrofi, due squadre in 200 metri, stessa categoria, quindi sì, tra l'altro anche squadre che hanno fatto anche campionati entusiasmanti, importanti, perché poi so che insomma a Selvazzano c'è stata anche la squadra che ha fatto un campionato di B2, quindi già un campionato nazionale che richiede anche risorse tecniche ed economiche, per cui io credo che al di là della situazione del Valsugana che conosciamo, perché poi anche la collaborazione con Padova nasce da qualche tempo,
per me è una bella notizia anche quello che diceva Max, siccome parliamo Mauro. sempre di questo mondo femminile che è un po' troppo diviso, tu che collabori anche in qualità di ufficio stampa del Comitato Provinciale FIBAL di Padova, ci vogliamo prendere l'impegno di portare quindi nelle prossime puntate una squadra femminile con qualche dirigente e dire perché i maschietti sono più bravi e Io voi di credo meno? che appunto sia un po' paradossale questa situazione in cui, come diceva Simone, il movimento è molto forte a livello femminile, però noi le società di più alto livello le abbiamo nel maschile, non soltanto la Serie A, però abbiamo anche delle Serie B molto meglio distribuite sia geograficamente che all'interno dei vari campionati. Noi nel femminile, noi intendo il movimento padovano, perché come diceva proprio Stefano, tutta la pallavolo, movimento padovano. Esatto, tutta la pallavolo insomma è la pallavolo, e ci sono 15 squadre a livello di Serie C nel femminile, che è una situazione un po' strana, nel senso che su 42 di tutto il Veneto 15 sono padovane. Certo. È una proporzione un po' poco equa. Speriamo che magari avere qualche squadra in meno, ma di poter fare dei campionati da protagonisti. Tu lo sai benissimo che un po' il mio sogno, ma credo che sia di tutti o di moltissimi appassionati padovani, sia quello di tornare ad avere Una due squadra, Serie A, certo, una assolutamente. maschile e una femminile. Anche perché era molto bello la domenica alternarsi. Esatto. Anche Quindi siamo d'accordo. Anche il tuo. Allora lavoriamo tutti in questo senso. Fatevi un applauso ragazzi. Grazie al Valsugana Volley, siamo ai saluti finali. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti, quindi domenica Fide è impegnata a Monza, i tifosi si stanno organizzando, chiamate in sede, vi daranno il numero per aderire a questa trasferta. Io ricordo anche le repliche di Mani e Fuori che andrà in onda domani sul canale TV7 Sport, canale 212 alle 10, alle 15 alle 21, sabato alle 11, alle 17:30 alle 20, domenica alle 13, alle 18, alle 23. Non potete non vederci, assolutamente. Comincio a ringraziare tutti i miei ospiti, grazie a Simone Roscini, allenatore, vice allenatore Fide a Padova, il sindaco di Pozzonovo, Venceslao Simeono, Massimo Zilio del Gazzettino. Grazie Andrea. È una persona che è veramente un uomo di sport, perché vi posso garantire che lui con la sua azienda aiuta davvero tantissime società sportive. Mauro Bergamaschi, grazie Mauro davvero. Grazie Fausto Balcelle, Massimo Salmandini, Francesco Palazzi. È tutto, l'appuntamento se vorrete è per giovedì prossimo alle 22:30. Buonanotte.